Buongiorno e buon fine settimana, bentornati all'Almanacco. Oggi è venerdì 22 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:42 e tramonta alle 20:20. La luna si leva alle 8:57 e cala all'1:37. Oggi si celebra Santa Rita da Cascia, la santa delle cause impossibili. Il nome Rita è una forma ipocoristica, un'abbreviazione di Margherita. Ha origini greche e porta con sé un significato prezioso. Piccola perla. Il fuoriclasse del tennis Novak Djokovic compie oggi 39 anni. Detentore del record per il maggior numero di titoli del Grande Slam e di settimane trascorse come numero 1 nel mondo, Noel resta un esempio di dedizione e longevità sportiva senza precedenti. Spegne 56 candeline oggi anche Naomi Campbell. La Venere nera della moda britannica, prima modella di colore a rompere le barriere delle copertine più prestigiose, continua ad essere un'icona di stile e un punto di riferimento assoluto nel mondo del fashion system. Festeggia oggi 47 anni Marrakesh Fabio Bartolo Rizzo. Il king del rap italiano, nato a Nicosia ma cresciuto a Milano, è considerato uno dei parolieri più profondi e influenti della scena musicale contemporanea, capace di unire successo commerciale e spessore letterario. Il 22 maggio 1906 nasce ufficialmente il volo moderno. I fratelli Wilbur e Orville Wright depositano il brevetto del loro aeroplano. Grazie alla curiosità meccanica trasmessa dalla madre, i due fratelli riuscirono a domare l'aria, creando l'antenato di tutti i velivoli che oggi ci permettono di accorciare le distanze tra i continenti. Nel 1891 l'insegnante di educazione fisica James Naismith doveva trovare il modo per far allenare i suoi studenti al chiuso durante il rigido inverno del Massachusetts. Chiese al custode della scuola quindi 2 scatole, ma lui tornò con 2 cesti di vimini per le pesche. Li appese quindi alle balconate della palestra e nacque così la palla canestro. Buongiorno ai 12, oggi il Sole è perfettamente congiunto a Urano e promette novità incredibilmente creative al trigono di Plutone in Acquario. La forza uraniana oggi governa, ma una luna in Leone vuole dire la sua, proprio a Plutone con cui è in opposizione. Vediamo lo zodiaco Ariete. Voi sicuramente date ragione alla luna in Leone. Proprio perché è compatibile a voi, è un bellissimo trigono e stimola benissimo il vostro Saturno e il vostro Nettuno, ottimo quindi al lavoro ma soprattutto nei sentimenti. Toro, per voi con Marte nel vostro segno zodiacale, per quanto dubbi possa mettere Plutone, procedete spediti non rallentando affatto l'andatura ma mantenendola costante. Colpo sul colpo vi renderete conto che siete finalmente arrivati ad una dimensione lavorativa ottimale. Gemelli, per voi oggi accade un miracolo zodiacale, il Sole si congiunge a Urano perfettamente, per cui oggi sarà un tripudio di idee, un qualcosa che cambia fortemente la vita, un accadimento importante sicuramente da ricordare negli annali. Cancro, per voi la bella Venere è in quadratura con Nettuno, a volte è un po' confusa, sicuramente Giove, che rimane isolato a guardare gli altri pianeti che litigano o si intendono, decide di promettervi qualcosa per il futuro, qualcosa che ha a che fare con un progetto lavorativo che vi porterà lontano. Leone, oggi si parla di qualcosa che ha a che fare con i vostri sentimenti. L'opposizione di Plutone vi può mettere dei dubbi, ma le rassicurazioni di Saturno e di Nettuno intervengono per chiarire immediatamente la situazione, ma non solo, la configurazione è ottima per quello che riguarda l'area lavorativa. Vergine, per voi tanti pianeti stanno tutti tramando per darvi una forza e un aiuto in più. Il Sole congiunto a Urano per voi significa praticità, tecnicismo, per cui prenderete delle decisioni forti e le porterete avanti fino in fondo. Bilancia, per voi oggi è una giornata che vede la Luna aiutarvi a sistemare qualcosa che era rimasto in sospeso per troppo tempo, tanto più che Urano e Sole congiunti vi assicurano e vi augurano una buona possibilità di cambiamento, se non di ribaltare proprio la situazione in generale che non vi sta bene e volgerla a vostro vantaggio.
Scorpione è una giornata che vede la Luna di quadratura, un Marte in opposizione, ma nulla può contro il romanticismo che prevede Venere, per cui concentratevi sul lavoro, faticate quello che è giusto al lavoro, ma alla fine spostate i pensieri sul romanticismo. Per adesso state meglio così. Sagittario, una giornata oggi con una luna di trigono, una luna che però pretende di avere dei chiarimenti, una luna che ci vuole vedere chiaro, otterrete la chiarezza da chi volete. Capricorno, per voi è una giornata molto importante proprio perché i pro e i contro di un investimento, di un rischio economico si fanno chiari davanti a voi. La vostra personalità però emergerà a tal punto da considerare il tutto possibile da affrontare e lo dimostrerete. Acquario, una giornata oggi che vede Plutone opposto ad una luna, quindi per voi qualche fastidio a livello emotivo, mentre invece i trigoni con Urano, Sole e Mercurio allietano la vostra giornata, facendovi credere che tutto è possibile, persino in amore. Pesci, per voi oggi sembra dileguarsi un po' invece qualche dubbio, proprio perché la chiarezza plastica di qualcosa che non potete più nascondere non farà altro che farvi affrontare meglio il problema e la situazione, quindi prendete coscienza della reale condizione. Tutto nacque da una fetta di pizza mancante. Il 22 maggio 1980 debuttava nelle sale giochi giapponesi Pac-Man. La sagoma circolare affamata di palline bianche divenne istantaneamente un fenomeno globale. Con oltre 300.000 cabinati installati nel mondo, Pac-Man ha rivoluzionato il gaming, diventando così la prima vera icona pop del mondo digitale. In inglese, quando qualcuno resta senza parole, Easy chiede "Cat got your tongue?" Il gatto ti ha preso la lingua? L'origine di questa espressione è cruda, risalirebbe al 500 a.C., quando ai soldati sconfitti o ai criminali veniva letteralmente tagliata la lingua, che veniva poi gettata come pasto ai gatti del re. Gerardo de Nerval, poeta romantico che ha fatto del sogno dell'allucinazione la sua cifra stilistica. Segnato da una vita errabonda e da crisi psicotiche, Nerval amava passeggiare per i giardini di Parigi portando al guinzaglio una ragosta viva con un nastro blu. Diceva che non ne abbaiava e ne conosceva i segreti del mare. Nonostante la sua tragica fine nel 1855, la sua opera resta una delle più affascinanti esplorazioni dell'inconscio e della follia. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di voler sempre ciò che si fa. Mettiamo passione in ogni nostro gesto quotidiano e questo è il vero motore della felicità. Io vi ringrazio per essere stati anche oggi con me e vi aspetto domani per un nuovo appuntamento dell'Almanacco e tante curiosità. Buon venerdì dalla vostra Jaire!